Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Primus Inter Pares si divide in due parti. Nella prima avete già visto l'assessore Emanuela Lanzarin, la Sanità Veneto, nella seconda parleremo invece degli eventi negli ultimi eventi della provincia di Padova. Allora, il Consiglio dei Ministri, lo rileggo, ha approvato il nuovo decreto oggi, dove ci sarà questo Super Green Pass. Lo ripeto per chi si fosse collegato ora: spetta solo a vaccinati o a guariti dal virus. Chi non è in possesso non potrà entrare in bar, ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche, né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Per recarsi sul posto di lavoro invece è sufficiente il Green Pass, ottenibile con un tampone molecolare o antigenico. Questo Green Pass base, l'hanno definito, sarà necessario anche sui mezzi del trasporto pubblico locale e non più solo quello a lunga percorrenza. L'ho ripetuto perché ovviamente il Consiglio dei Ministri l'ha approvato poche ore fa. Vi ricordo tra l'altro che queste regole scatteranno il 6 dicembre e resteranno in vigore fino al 15 di gennaio. Per quanto riguarda il vaccino, sempre il Consiglio dei Ministri, dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria è estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Per il personale sanitario obbligatorio la terza dose. Per quanto riguarda invece la mascherina rimane non obbligatoria all'aperto o in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Poi la durata dei tamponi molecolari è di 72 ore, la durata dei tamponi antigenici di 48 ore, così abbiamo letto il decreto in tutti. Cosa ne pensi di mascherine? Il sindaco di Padova da venerdì all'aperto ovviamente nella zona centrale di Padova, sui porti, perché c'è molta confusione tra sabato e domenica, ha messo obbligatorio la mascherina. Beh, intanto mi lasci dire che noi abbiamo fatto l'incontro oggi con il governo alle 14 prima del Consiglio dei Ministri, no? Abbiamo fatto un incontro anche il lunedì sera, regioni e governo, e le regioni avevano comunque presentato la preoccupazione di questa nuova ondata e chiesto anche delle misure un po' forti, insomma, e uniformi su tutto il territorio nazionale, perché poi che una regione prenda una misura e un'altra non la prenda, insomma, non aveva molto senso. Questo perché era forte la preoccupazione da parte delle regioni che questa ondata riportasse alle chiusure, ai lockdown, alle restrizioni, e siccome siamo tutti consapevoli che l'economia non si può permettere una nuova chiusura, pensiamo solo alla stagione turistica invernale da sci che stanno riprendendo in questi giorni, stanno riaprendo gli impianti, se li blocchiamo di nuovo, e quindi la volontà è stata proprio questa. Perché nel Trentino hanno chiuso proprio in questo periodo, Val Gardena, da quelle parti lì hanno chiuso per poi aprire nel periodo natalizio, hanno detto chiudiamo adesso. Lì hanno fatto una scelta perché sappiamo che il Trentino insomma oggi ha un'incidenza molto forte come il Friuli, insomma, quindi hanno deciso di fare una scelta di prevenzione, diciamo, di dire proviamo a chiudere, proviamo a contenere, non ci sia diffusione di virus in modo da arrivare preparati. Quindi le misure che sono contenute sono state condivise dalle regioni. Oggi infatti abbiamo condiviso prima del Consiglio dei Ministri queste misure, chiedendo anche diciamo così, insomma, degli accorgimenti. È chiaro che si è chiesto anche della mascherina, quindi del fatto di se era necessario, se era bene obbligare la mascherina all'esterno anche per le zone bianche, no? Visto che ci avviciniamo a Natale, ci sono momenti di aggregazione, lo shopping, i mercatini e quant'altro, e il governo ha detto manteniamo le regole che sono vigenti oggi, quindi mascherina, non mascherina in zona bianca, mentre mascherina sia all'interno che all'esterno sia dalla zona gialla in su, no? Quindi abbiamo mantenuto questo. Poi alcuni sindaci, Padova con il Comitato delle forze dell'ordine, mi sembra anche Verona nei mercatini, anche Venezia mi sembra, insomma, che sappiamo che logisticamente le calli eccetera hanno già fatto delle ordinanze, Asiago, proprio legate anche alla particolarità della città, al fatto che in centro si possono trovare tante persone, e io le trovo comunque misure di buon senso, giuste. Anche perché portare la mascherina cosa ci costa obiettivamente? No, d'accordo, poi a supporto di quello che stai dicendo, se fa il ragionamento delle calli a Venezia, nel passaggio se non fa la camminata dalla stazione per andare a San Marco in quelle calli piccole,
dove ci sono tra l'altro molti stranieri, e abbiamo qui vicino la Croazia, sappiamo tutto quello che sta succedendo, credo che sia ma quindi la trovo quasi obbligatorio, una insomma. misura di buon senso, di responsabilità, che poi ci costa veramente poco, perché adesso io la uso sempre, sarà ormai una deformazione, dico, e quindi non mi muovo mai senza. Poi d'inverno, dobbiamo dire la verità, è anche una protezione rispetto al freddo, quindi non la vedo come sto grande problema, insomma, anche se la utilizziamo. Quelli del Green Pass, Ma lo so, ma è tutta una questione di loro, è tutta una questione di principio che loro hanno, che c'è chissà che macchingegno, che è tutta una falsa, che chissà chi c'è sotto, e quindi loro hanno questa convinzione, e secondo me noi non riusciamo a porre nessuna giustificazione, a provare a convincerli, perché questi hanno proprio la loro convinzione, il loro credo. Ecco, è un credo alla fine, quindi definiamolo così, o qualcuno anche lo può fare anche, non lo so, tra virgolette, per bastian contrario. L'importante però, secondo me, è rispettare gli altri, quindi tu devi rispettare gli altri che hanno scelto comunque una strada, e sono la maggioranza, perché tipo nel nostro caso sono l'85% che hanno scelto una strada, che credono in quella strada e che l'hanno fatto anche per te, perché è un atto di solidarietà, quindi tu li devi rispettare. D'accordissimo. In fondo una porta aperta, anzi un portone. Senta, nel parlare del tampone, c'è il tampone ovviamente molecolare, che ha una certezza del 99,9%. Poi ha detto che il tampone, quello rapido, il test rapido, addirittura quello salivare non vale niente, ha detto. Quello praticamente antigenico invece ha una bella valenza, chi dice 50, chi dice 70. Si può spiegare meglio la sicurezza di uno che si fa un tampone? Noi sappiamo che il golden share è il molecolare, l'abbiamo sempre detto, solo che a un certo punto, già lo vediamo adesso, noi stiamo già andando in difficoltà con i molecolari, e guardi che noi siamo la regione, credo, che fa più molecolari, perché abbiamo investito in attrezzature, quindi riusciamo a farne anche 30.000 al giorno. Quando siamo partiti 20 mesi fa quindi il mese di febbraio 2020, noi facevamo 2.000 molecolari al giorno, cioè poi abbiamo potenziato le microbiologie, quindi noi siamo una delle regioni che ne fanno di più, però a un certo punto il sistema non ne può fare di più. Ecco che il tampone rapido antigenico diventa utile, importante, perché comunque ha un'affidabilità buona, e perché se c'è il virus lo individua, e quindi permette poi di far scattare tutte le altre misure di quarantena, isolamento, di contattrezzi e quant'altro. Posso essere testimone, perché l'ho testato, mia moglie pure, e ha rispettato, poi ho dovuto fare il molecolare, effettivamente quello che poi ha detto il molecolare. Quando sono andato a fare il molecolare non arrivava il responso, allora ne ho fatto un altro di quelli antigenici, quelli fai da te, risultava negativo, è risultato negativo poi anche il molecolare, cioè ha avuto una risposta simile, ovviamente fatto bene, metterlo su nelle narici, insomma, e poi premere bene, rispettando ovviamente. Ma pensiamo anche oggi che li utilizziamo nelle scuole. Allora, fortunatamente noi abbiamo iniziato l'anno scolastico e siamo arrivati a Natale senza ricorrere a didattica a distanza, quindi fortunatamente, perché sappiamo quanti danni ha fatto la didattica a distanza l'anno scorso, no? Ma anche qui siamo riusciti a contenere il caso positivo, se c'erano 2 casi, con le nuove norme, perché riuscivamo a fare subito i tamponi a tutta la classe, quindi capire se c'era circolazione del virus, se c'era caso primario, caso secondario, quindi dovevano scattare altre misure, ma queste cose qui le possiamo fare solo con i tamponi rapidi. È impensabile di farlo con i tamponi molecolari, per la tempistica. Avremmo dovuto metterli in quarantena nel mentre aspettare l'esito dei molecolari, quindi è chiaro che è uno strumento importante. Se fatto bene funziona, sono d'accordo con lei, anche perché l'ho testato e l'ho provato, quindi ho la certezza che, per quanto mi riguarda, insomma, le persone che ho conosciuto, anche le persone che lavorano qui, hanno provato quello e poi ha avuto un risultato uguale al molecolare, perché abbiamo fatto uno e anche l'altro per verificare, è davvero di alta qualità, dicono, però di alta qualità. Senta, Assessore, per quanto riguarda invece l'RSA, c'è una riforma per le case, perché ci sono aumentati i costi, le materie prime e tant'altro. Com'è la situazione nell'RSA? Guardi, io arrivo proprio stasera da 2 giorni che abbiamo fatto con l'Università Ca' Foscari a Venezia. Abbiamo fatto gli Open Day dell'invecchiamento, quindi abbiamo fatto 2 giorni di riflessioni, di confronti,
con tutti i stakeholder del sistema per parlare dell'invecchiamento della popolazione, di come sta cambiando la nostra società, di cosa vuol dire invecchiamento, di cosa vuol dire prendersi cura, di cosa vuol dire servizi, che servizi dare, qual è l'offerta, qual è la domanda, come intercettare la domanda, come fare prevenzione. E questi due giorni di Open Day che ho fortemente voluto io sono stati dettati proprio dalla volontà di mettere in campo anche le esperienze, quindi le esperienze dei centri servizi per anziani, le esperienze della cooperazione sociale, le esperienze del terzo settore, dei medici di famiglia, le esperienze dei direttori delle aziende nostre sanitarie e quant'altro, per capire poi e fare una sintesi e definire quelle che saranno le riforme che ci accompagneranno in questa stagione, in questa legislatura. È chiaro, e io l'ho detto, che questa sarà la legislatura che dovrà per forza di cose occuparsi del sociosanitario, dell'integrazione sociosanitaria e quindi di tutto quel tessuto e tutto quello che è in un ambito che non è sanitario, non è sociale, sociosanitario, ma è un tutt'uno, che vuol dire non autosufficienza, persone fragili, anziane, persone che vivono da sole, e anche il PNRR ci pone degli strumenti, dobbiamo saperli ben intercettare e creare poi una sintesi, e quindi è chiaro che noi dovremmo su questo settore insomma mettere energie, risorse, pensieri, anche innovazione, l'innovazione tecnologica, la telemedicina, il telemonitoraggio dei parametri vitali, la domotica negli appartamenti, io penso insomma il cosiddetto abitare leggero, il co-housing, sono tutte innovazioni che noi dobbiamo mettere e costruire quindi un modello che sia un modello che un po', diciamo così, sia di interfaccia con la richiesta e i bisogni della popolazione. Abbiamo capito che poi è molto importante investire anche in prevenzione, quindi se noi invecchiamo più in salute, chiaramente minore la ripercussione che abbiamo anche sui servizi. E oggi com'è la situazione? Questa è una programmazione che state facendo, e oggi com'è la programmazione? La situazione sulle case di riposo oggi è che tutte le case di riposo hanno comunque già fatto la terza dose agli ospiti. Meno male, fortunatamente abbiamo insistito, abbiamo detto la priorità subito in ottobre, fare la terza dose quindi agli ospiti delle case di riposo. Questo ha permesso di metterle in protezione, quindi ci sono stati dei piccoli casi in cui il virus è entrato, perché il virus poi entra anche tramite il familiare che va a visitare, il nipote. I bambini sappiamo che in questo momento sono quelli che stanno facendo diffondere molto il virus, noi la percentuale più alta ce l'abbiamo soprattutto nei bambini più piccoli, quelli fino ai 12 anni, no? Poi loro non hanno una malattia grave, una malattia anche tutto sommato molto semplice di gestione, quindi simile influenzale, però la possono trasmettere agli anziani, ai genitori, ai nonni, che può avere dei decorsi più gravi, no? Quindi abbiamo capito che con la terza dose le abbiamo messe nuovamente in protezione. Il virus è entrato in alcune strutture, ma è entrato in maniera molto lieve, quindi con degli anziani, dei nonni, pauci sintomatici o quasi totalmente asintomatici, che hanno fatto il loro decorso e poi stanno bene. Questo insomma è sicuramente molto importante, perché abbiamo vissuto una stagione molto brutta all'interno delle strutture, ma questo non è colpa di nessuno. Io continuo a dire, chi criminalizza le case di riposo fa un errore madornale, cioè le case di riposo sono stati fondamentali, sono stati dei partner per noi essenziali, hanno lottato con noi con gli strumenti che noi e loro avevamo insieme, e quindi è veramente sbagliato criminalizzare, demonizzare. Se non ci fossero state sarebbe stato un disastro, quindi io mi sento di spezzare veramente una lancia anche per gli operatori che sono stati degli eroi come tutti gli altri operatori del mondo sanitario. Oggi vivono un momento di difficoltà anche economico, bisogna che lo diciamo, un po' perché chiaramente le spese legate al Covid, noi pensiamo che in Veneto l'emergenza Covid finora ci è costata 1.300.000 euro, non sono pochi soldi, 1.300.000 euro. Quindi anche per loro ha avuto un costo molto importante. Poi se pensiamo che ancora oggi loro devono mantenere delle procedure di protezione e di sanità pubblica, quindi la persona può entrare ma deve rimanere isolata, quindi ci sono dei letti vuoti che non possono essere riempiti, e poi c'è il grande dramma del personale. Aspetti, non hanno il personale. Nel suo ragionamento mi sembra di capire che i pazienti che andranno nell'RSA dovranno aumentare la loro retta?
No, io no, noi cerchiamo di... No, stiamo cercando di fare di tutto con loro per evitare che ci siano aumenti in carico alle famiglie, no? Non vogliamo assolutamente che ci siano aumenti in carico alle famiglie, però loro hanno avuto dei costi molto alti, perché hanno dei posti vuoti, cioè noi siamo all'assurdo, oggi abbiamo quote. Vi ricordate, non ci sono le quote che è la quota al giorno che paga la regione, abbiamo posti, quindi potrebbero riempire quel posto rispetto alle graduatorie che ci sono, ai registri che hanno le persone in lista d'attesa, non c'è il personale, cioè il problema è che loro devono lasciare posti vuoti, quindi non occuparli e quindi non hanno quelle che sono le entrate perché non hanno il personale, non ci sono infermieri. Noi stiamo imprestando il personale degli ospedali alle case di riposo. Ma quest'anno e mezzo da quando è successo questo Covid che sento che c'è poco personale a livello ospedaliero, a livello di RSA e non è stato fatto nulla per poter, visto che c'è molta gente che cerca anche lavoro, acquisire nuovo personale appunto a livello ospedaliero nell'RSA e allora sappiamo che sono aumentate molto le borse di studio per quanto riguarda i medici, cioè mi sembra che siamo arrivati a livello nazionale alle 12.000 borse di studio, quindi sono aumentate in maniera molto molto forte, basta che pensiamo a Padova, non so quanti specializzandi in più rispetto agli anni precedenti ha, però questi li vedremo tra 5 anni, quindi è chiaro che noi abbiamo degli anni di assoluta difficoltà. Per quanto riguarda le professioni sanitarie e gli infermieri nello specifico, noi abbiamo un'esigenza e una necessità di circa 3.000 infermieri all'anno e ne escono 1.200. Abbiamo già interloquito con l'università per cercare di aumentare la formazione di questi in modo da riuscire a farne di più e a specializzare anche l'infermiere ospedaliero piuttosto che l'infermiere di famiglia, piuttosto che l'infermiere dedicato al sociosanitario, quindi alle strutture extra ospedaliere come possono essere le case di riposo. Quindi obiettivamente oggi è un dramma, i medici di base non ci sono. Qui bisognerebbe aprire un po' una parentesi, nel senso che ne abbiamo anche tra quelli che stanno uscendo dalla scuola di formazione a quelli che abbiamo in graduatoria, però oggi scelgono di fare altre attività e di non avere il laboratorio con l'assistito. Le faccio una confidenza, ovviamente non dico il nome, però un primario che lavorava in un'azienda ospedaliera si è dimesso dall'azienda ospedaliera per andare a fare il medico di base e questo primario era al pronto soccorso e ha detto così lavoro meno. L'ho ritrovato, mi ha detto sto lavorando il triplo di quando lavoravo al anche lì, soccorso. infatti anche tutta questa cosa del recovery plan, della missione 6, le case della comunità, l'infermiere di famiglia, noi dobbiamo assumere, cioè dobbiamo creare i team eccetera, tutto bello, ma oggi non abbiamo l'esercito, non abbiamo le risorse, cioè è un dramma e la mia sensazione, l'ho detto anche la settimana scorsa in anche mio intervento accorato in Commissione Salute in cui ho chiesto un incontro col Ministro per parlare di personale, perché è inutile che noi facciamo l'emendamento al decreto che chiediamo e non c'è una progettualità, perché la mia sensazione è che a qualche livello non si siano accorti del vero dramma che noi abbiamo, ma è un dramma, cioè noi stiamo chiudendo le continuità assistenziali, le guardie mediche in giro per i territori. Perché non abbiamo il personale? Ma gli assessori regionali, i presidenti della regione l'hanno comunicato al governo? Certo. Cioè io credo che se ne sono accorti. No, ma l'abbiamo comunicato, però... Non voglio difendere nessuno, presumo che no, ma l'abbiamo comunicato, però probabilmente non vivendo in prima persona il dramma, cioè io vedo, i territori, i sindaci che mi scrivono, i direttori generali preoccupatissimi che non sanno più chi chiamare per coprire quel posto, per coprire quella guardia medica o quella continuità assistenziale in montagna, che altrimenti ci deve essere un presidio perché le distanze sono troppo grandi, non lo so, lo sanno ma forse non lo percepiscono come lo percepiamo noi. Guardi, assicuro che se oggi, oltre alla pandemia come che sta, però oggi se c'è un problema che mi preoccupa veramente ma in modo molto molto forte, è quello del personale, perché veramente è una situazione drammatica. E a livello rapido non si può fare nulla, Assessore? A livello rapido stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo, quindi per il territorio abbiamo alzato i massimali fino a 1.800, stiamo dialogando con loro per capire se integrando e quindi dando un supporto amministrativo riusciamo a fare un'operazione di questo tipo. Per quanto riguarda gli infermieri noi stiamo prestando i nostri, quindi
meno infermieri negli ospedali, li diamo nelle case di riposo perché altrimenti non hanno l'assistenza da fare dentro le case di riposo. Abbiamo intrapreso il percorso, quello dell'OS con la terza S di specializzazione, c'è una interlocuzione con l'ordine degli infermieri che inizialmente insomma ha avuto un po' di contrarietà da ridire, però oggi alcune strade le dobbiamo aprire, solo che oggi è un problema enorme. Certo. L'unica fortuna è che rispetto a 2 anni fa sono riparati quantomeno quando vanno dagli ammalati, mentre 2 anni fa molti purtroppo sono mancati e a livello adesso almeno questo sembra non succeda, non accade, insomma almeno questo. No, beh, è chiaro che noi ci ricordiamo quando non avevamo le mascherine, non avevamo i calzari, non avevamo i camici. Io facevo incontri con i direttori generali nel consueto appuntamento ogni giorno, insomma, che facevamo di ricognizione, cioè non ho camici, non ho calzari, non ho guanti, cioè fortunatamente oggi non c'è questa situazione. No, sicuramente. Senti, in tutto questo momento pesante, pesantuccio, succede che quest'anno la gente, sfortuna vuole, ha l'influenza, la bronchite più dell'anno scorso. E quindi fra poco, anzi hanno già iniziato i vaccini anti-influenzali. Ecco, mi può raccontare com'è la situazione sotto un prospetto dei vaccini anti-influenzali? Allora, noi quest'anno abbiamo anche acquistato più vaccino perché ci ricordiamo che l'anno scorso a un certo punto non avevamo più vaccino e tutti si volevano vaccinare per l'anti-influenzale. Non lo so se quest'anno la campagna anti-influenzale, noi stiamo cercando di lanciarla il più possibile, avrà i stessi numeri dell'anno scorso, perché l'anno scorso tutti erano spaventati per fare anche una diagnosi differenziale, quindi non c'era il vaccino per il Covid, si sono fatti l'anti-influenzale. Però è importante farla, si può fare contemporaneamente, cioè quindi è scritto da tutte le parti, l'ha detto anche il CTS, l'Istituto Superiore di Sanità, insomma AIFA, si può fare anti-influenzale e terza dose insieme. Ci sono tanti casi, facciamo tanti vaccini insieme contemporaneamente, quindi non ci sono controindicazioni e noi la consigliamo, anche perché quest'anno effettivamente, cosa che non c'era l'anno scorso, ci sono molti virus respiratori. L'anno scorso dicevano, mi scusi, con la mascherina abbiamo insomma, eliminato l'influenza normale, tra virgolette. Però l'anno scorso c'era la mascherina, ma però c'era il lockdown, cioè noi non c'era quello che c'è oggi, possiamo dirlo. È chiaro che i virus respiratori tu te li trasmetti, insomma, sappiamo, in maniera negli ambienti chiusi, insomma, in modo molto, molto veloce e molto semplice. Quindi quest'anno oggi abbiamo anche all'interno degli ospedali abbiamo anche un po' di intasamento perché abbiamo molti anche ricoveri per virus respiratori, come ci avevamo gli anni precedenti, anche le pediatrie, perché anche i bambini mi dicono che non hanno mai visto tanti infezioni da virus respiratori sui bambini come quest'anno, che stanno mettendo anche lì le pediatrie un po' a dura prova. Quindi motivo ancora di più, visto che quest'anno ci sono insomma tutte queste condizioni, ancora di più per vaccinarci, per proteggerci, per fare la terza dose, per far sì insomma che almeno liberiamo un po' il sistema e lo lasciamo lavorare per quello che serve. Senta, fra poco sarà Natale, secondo lei in previsione e soprattutto nei dati che stanno arrivando e che magari venerdì ci sarà il punto, il Veneto rimarrà bianco, rimarrà giallo, secondo lei la gente con la terza dose di vaccino potrà passare un Natale con tutti i protocolli e rispetti meglio dell'anno scorso? Allora, difficile fare previsioni perché è difficile capire, insomma oggi abbiamo numeri che sono in salita, lontani ancora insomma, dai passaggi perché devono essere anche tutti i numeri in contemporanea. Potrebbe essere, insomma parliamo al condizionale, che anche noi andiamo in fascia gialla. Che però fascia gialla è una fascia comunque che limita molto poco, insomma la fascia arancione e la fascia rossa sono quelle invece che effettivamente chiudono e quindi implicano anche delle restrizioni, però ricordiamoci una cosa, che il Green Pass rafforzato varato oggi è quello che però ci permette, anche se passiamo da altre zone, ci permette di effettivamente continuare a fare le stesse attività, quindi ci permetterà, anche se siamo in zona gialla o in zona arancione, che io mi auguro insomma non ci arriviamo, di andare ancora al ristorante, di andare ancora al cinema, di andare ancora in palestra. L'importante è essere vaccinati. No, l'importante, la condizione è quella di essere vaccinati o guariti. Guariti, certo. Dunque speriamo. Ma secondo lei così, lei che la vedo nelle conferenze del Presidente che scuote la testa, secondo lei
è così, non è una previsione perché non si può giocare su questo, però il sentore diceva, mi sembra di aver capito che la gialla è molto probabile che arrivi nel Veneto. Ma la gialla noi siamo a 6, a 5, secondo me questa settimana noi saremo a 7, a 6, cioè penso che saremo alzati di un altro punto, spero non di più. Non c'è una cosa miracolosa che fa sì che non aumentano questi nuovi che vengono colpiti? Però il virus sta circolando molto, il 1931 di oggi ci dice che il virus sta circolando molto e quindi per le prossime settimane è previsto ancora un aumento in salita. Quindi non lo so se noi rimarremo immuni dalla zona gialla, però ripeto, la misura presa oggi dal governo è una misura che però comunque ci permette ancora di continuare a fare le attività che facciamo. Di passare un Natale meglio dell'anno scorso, almeno ci auguriamo. Di non chiudere e anche di pensare con un po' più di ottimismo, ma anche per l'economia stessa, insomma permetterà a chi vuole andare a sciare di andare a sciare, a fare il shopping natalizio e quindi economia, insomma diciamo, economia legata a quello che è tutto il periodo di Natale, a veri momenti conviviali o comunque di altro tipo, insomma, che l'anno scorso a cui abbiamo dovuto rinunciare di partecipare ai concerti di Natale con le dovute cautele e ripeto, insomma, con questa condizione, quindi tutto sommato io non lo vedo così male e dopodiché io ripeto, insomma, i nostri comportamenti fanno la differenza. Certo. E quindi a noi cosa ci costa, anche se non è scritto, usare la mascherina quando siamo all'interno, all'esterno, quando vediamo che c'è tanta gente, cosa ci costa evitare se sappiamo che dobbiamo andare a fare una spesa e quel giorno, quell'ora c'è troppa gente, ritornare dopo un'ora se si è un po' svuotato il negozio oppure continuare a igienizzarci le mani in modo da tenere insomma le misure essenziali, ci costa poco, quindi alla fine la differenza la possiamo fare anche con i nostri comportamenti. Senta, prima di concludere, la Germania ha dei casi sopra la media incredibili, nella prima ondata 2 anni fa sembrava quella che era miracolata, invece oggi in una situazione drammatica e gira voce che qualche ammalato tedesco potrebbe venire nei nostri ospedali, parlo a livello Italia. Nel Veneto c'è questo. Ma noi avevamo avuto una richiesta dalla Slovenia, lo dico, insomma, non voglio nascondere niente, noi abbiamo avuto una richiesta dalla Slovenia un paio di settimane fa, forse 3-4 settimane fa, quando la Slovenia era in una situazione molto molto difficile, poi invece sono riusciti a risolvere la situazione. C'è il sistema della Cross, che è quella lì, l'emergenza urgenza, che anche se c'è bisogno tra regioni, insomma c'è questo spirito di solidarietà. Quindi io credo che se ci dovesse essere bisogno, se noi abbiamo la possibilità di farlo, insomma, ci siamo sempre manifestati e espressi insomma, con questa forma sicuramente di solidarietà e di sussidiarietà, però è chiaro che dobbiamo capire com'è l'evolversi anche della situazione per quanto ci riguarda e quindi da avere in sicurezza il nostro settore. Dopodiché è chiaro che stiamo parlando di una pandemia e di un'emergenza mondiale, credo che prevalga anche qui insomma, uno spirito anche, se è possibile farlo, anche di solidarietà tra tutti. In virtù di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto questa sera, Assessore, ovviamente ci sono anche delle altre patologie dei pazienti. Ecco, a livello ospedaliero hanno le stesse cure che avevano in periodo che non c'erano questi numeri oppure sono in difficoltà proprio per questo motivo? No, allora noi avevamo iniziato a recuperare bene tutto il pregresso, noi avevamo circa 500.000 tra prestazioni ambulatoriali, specialistica e poi anche interventi di elezioni programmati, pensiamo alla protesica, alla cataratta, insomma ne cito qualcuno che erano rimasti fermi. Abbiamo dato anche dei finanziamenti specifici alle USL per recuperare tutto questo e stavano recuperando molto bene. Alcune USL hanno anche recuperato con valori pre-pandemia, quindi i valori 2019, quindi abbiamo anche abbattuto un po' tutte quelle liste d'attesa che avevamo accumulato. È chiaro che oggi, ritornando a quello che dicevo prima, con una pressione forte, quindi con
gente che si ammala ha bisogno di un'assistenza forte perché hanno bisogno di essere assistiti e personale specializzato e personale insomma dedicato. I centri vaccinali che hanno bisogno di persone per permettere a tutti di vaccinarsi, mettersi in protezione nel più breve tempo possibile. I centri tampone con chiaramente contact tracing, quindi il tracciamento, e anche lì con una pressione molto forte. Io lo so insomma che le USL stanno già in alcuni casi mettendo un po' da parte alcune prestazioni non necessarie, non urgenti, per avere la possibilità e la flessibilità del personale. Purtroppo è così, perché ripeto, il grande problema è quello della carenza del personale. Non ne possiamo avere in più, non è una questione economica, che non abbiamo i soldi per pagare il personale di più, è che il personale non c'è. Non c'è. Senti, in conclusione, qual è la città veneta che la preoccupa di più in base ovviamente ai colpiti dal virus, non come numero ma anche come ricezione ospedaliera? Cioè tutto assieme, qual è quella che la preoccupa di più? Oggi, se ce n'è una particolarmente? No, allora non ce n'è una in più. Oggi le 3 province che sono un po' più sotto pressione per quanto riguarda la parte Covid, e quindi con i positivi, sono sicuramente Vicenza, Treviso e Padova. Queste sono le 3 città che hanno preoccupano. Anche il maggior numero di positivi e stanno avendo anche un po' più di pressione sulla parte ospedaliera. Speriamo di uscirne presto. Va bene, io la ringrazio, Assessore. Grazie a voi. La ringrazio per 2 cose, perché glielo dico pubblicamente, lei è un assessore alla sanità in questo momento davvero impegnativo e difficile, che è sempre presente, e noi della stampa, indipendentemente dalla televisione o dai giornali, quando viene chiamata lei fa il possibile per essere presente, per raccontare quello che sta accadendo, e questo è giusto che glielo ricordi, perché è giusto gratificare anche chi dà ovviamente spiega alla gente quello che sta veramente accadendo, quindi la ringrazio anche per loro davvero di cuore. Ma grazie a voi, insomma credo che sia un momento anche importante e dovuto forse anche per spiegare e comunicare, quindi insomma anche la possibilità che voi mi date, ci date, diventa un momento anche per cercare di far capire il momento, le difficoltà e cosa stiamo facendo. Grazie Assessore Manuela Lazzarin, buon lavoro, e noi andiamo in pubblicità, poi nella seconda parte parleremo degli eventi della provincia di Padova, tra poco.